Pronti? 1, 2, 3. Valido il tentativo con veloci Astecadimar e bravissimo LP, mentre ha avuto problemi Baldistar e così anche Zitrunas. Numero Insiste 3, bravissimo LP all'attacco di Astecadimar. squalificato. Ottiene strada dopo 200 metri passati in 15,5. Bravissimo LP in vantaggio, Astecadimar in seconda posizione, in terza c'è già Zico che è partito velocissimo, mentre in mezzo alla pista avanzano Beren e Brunello Grimm, che però sbaglia. 36 per i primi 400 metri di corsa, con in vantaggio bravissimo LP nei confronti di Astecadimar, Zico che ha anticipato le mosse di Assia Luis ed è andato all'esterno, Beren che si è ritratta in terza pariglia esterna. Terzo alla corda invece Akhtar OP alla retroguardia, Baldistar 46,7 per i primi 600 metri di corsa, con il leader bravissimo LP che prosegue in evidenza, ritmo abbastanza tranquillo, 1,1,7 per i primi 800 metri di gara. Bravissimo Astecca di fuori, Zico si trascina Assia Luis. Terzo alla corda è sempre Akhtar OP con a destra Beren. E il primo chilometro se ne va in 1,17,5. Si prosegue così con 3 di dentro, 3 di fuori e Baldistar alla retroguardia. Primi 1200 metri conclusi con una frazione in 14,7 in 1,32,2. Bravissimo LP si mantiene in evidenza. Al suo esterno Zico, lungo la corda Astecadimar, poi lungo i birilli Akhtar OP. In seconda pariglia esterna sempre Assia Luis a precedere Beren, 14,6 per la piegata di destra. Bravissimo LP, è in vantaggio, ma Zico ora intensifica le palate all'esterno, va con decisione all'attacco del leader, i due apparigliati quando siamo al miglio, che se ne va in 2 minuti e 8 decimi. Zico che mette 3/4 di lunghezza avanti a bravissimo LP, il quale prova a difendersi grazie allo steccato. Nella scia del leader c'è sempre Astecadimar, nella scia dell'attaccante c'è Assia Luis. La piegata conclusiva passata in 14,7 con bravissimo LP che prova a riprendersi, ma Zico è passato all'esterno, viene in mezzo alla pista Beren. Zico che nel finale si allontana verso il traguardo, Zico che viene a vincere netto nei confronti di bravissimo LP. Al terzo posto è Beren. 29,3 la chiusa, 1,15 il ragguaglio cronometrico per la vittoria di Zico. Vincenzo Gallo, che per il training di Andrea Vitagliano e la proprietà della scuderia El Ra mette in carniere altri 10 punti e si porta all'ultima prova con buon margine di vantaggio. Il successo di Zico nei confronti di bravissimo LP e di Beren.